Buongiorno a tutti. Buongiorno cari amici, siamo ancora noi in diretta sempre dal meraviglioso mondo della Sicilia, della regione Sì, Sicilia. Vedete dietro che c'è un albero di piuttosto arancio, di arancio, tanto per non sbagliarci. piuttosto anzianotto. E oggi che tema faremo? Prima di tutto vedo che al libro Sì, volevo ricordare che stiamo leggendo I segreti di Taverner, Dottore dell'Occulto, ad opera di Dion Fortune, edito dalla casa editrice Venezia. La collana Le Civette, dunque, è tanto per... un remember per chi sì, ci segue, per chi ha ma incominciato anche a per chi conoscerci. desiderasse averlo a casa, perché i Certo, libri, in cartacei sono sempre meglio. Poi vi bene. ricordiamo anche che fra un po' Abbiamo Hilde... Heidi, buongiorno. Ciao Heidi, grazie. Se Ciao. avete delle domande in diretta da fare così senza pendolino sibile, fatele pure, tanto per se riusciamo a leggerle siamo ben contenti. Sì, Ma esatto. ieri parlando con Hilde, scusate, sta passando un tanker, un No, pa. non Oh, si chi sa è? cos'è. Ciao Giuseppina, ciao Ciao Heidi. Sì. Giuseppe. Ciao, è un Giuseppe. Ah, un Giuseppe. Sì, sì. Oh, ciao Giuseppe, grazie di essere qui con noi. Beh, stavo dicendo appunto, poi Hilde inizierà con un altro libro. Esatto, adesso siamo quasi al finire, oddio, quasi no, siamo a metà dei segreti di Taverner. Terminato questo, leggeremo qualche estratto di Magia d'amore, magia nera, che ho mostrato in questi giorni, sempre di Venezia editrice. L'autrice ha un nome francese, Alexandra Nel qualcosa, siccome non sono Lasciamo molto... stare i nomi. Cioè, però l'abbiamo mostrato questi giorni, quando cominceremo a leggerlo lo rivedrete. Dunque potete considerare in fondo questo un percorso anche istruttivo, no? E se volete procurarvi questi testi faranno parte di questo percorso che intraprenderemo insieme. cosa costa quel libro, scusa? I segreti di Taverner 14, 14,50. quindi è una spesa Ogni, che si sì, può affrontare. ogni racconto parla di casi insoliti e insoliti secondo la medicina tradizionale, dunque secondo quello che conosce la medicina attuale, ma anche l'attuale psicologia. In realtà è un testo che integra e spiega come alcune dinamiche, portando degli esempi in forma di racconto e di romanzo, come alcune dinamiche affondino le proprie radici anche in eventi pregressi di altre vite e che spiegano come le dinamiche anche del karma si manifestano poi non necessariamente in ogni vita, ma a volte aspettano l'incarnazione giusta, che è quella che prevede il superamento di una certa dinamica dell'anima. Dunque è come se ci facesse capire come ci sono delle tappe di sviluppo e alcune tempistiche che vanno assolutamente rispettate. Ad ogni modo è molto interessante perché spiega veramente casi che La medicina ufficiale la- bollerebbe con un certo tipo di esatto, o come diagnosi. pazzia, per esempio, mentre invece si tratta magari di possessioni di larve o entità dell'astrale. Spiega anche come in alcuni casi gli elementali costituiti con intenzioni negative possano infastidirci e creare ostacolo e anche forme di psicosi nella nostra vita. Insomma, devo dire che non parla ovviamente solo di quello, parla anche di anime gemelle, di reincarnazioni. È un libro veramente bello, molto Completo, ricco, insomma, completo, sì, per sì. il suo Ve lo tipo. consiglio. E lo si può trovare dove? Beh, in tutte le librerie online che trattano di materie di esoterismo, di crescita spirituale, percorsi dell'anima, oppure sul sito ufficiale della Venezia. Però bisogna ricordare che la domanda era dove si può ritrovare la topolotta qua che lo leggi nel canale Sul di Hilde canale Mann, perché YouTube. ci saranno persone che magari si collegano per la prima volta in questo bellissimo video e quindi bisogna dargli l'imboccata. Certo, io periodicamente leggo il libro
ovviamente alcuni capitoli sono molto lunghi, dunque sono spezzettati in prima, seconda, in alcuni casi anche terza parte. Comunque è possibile trovare i libri, se andate nel mio canale YouTube, nella sezione playlist, ci sono proprio i nomi, i titoli dei libri. Finora ho letto Frabato il Mago e Esatto. adesso stiamo leggendo questo. Dunque oggi pomeriggio registrerò un altro episodio, diciamo così, di questo racconto. Ciao Maria Rosa, Ciao, anche ciao Graziella, Graziella, ciao. Ci fa buongiorno. piacere che siate qui con noi, se volete scrivere un commento è sempre benvenuta. Poi Bene, volevamo anche parlare di cose che succedono che così, che osserviamo? osserviamo, che lei osserva. Le Io osserviamo sono come entrambi. Pilato, dov'è la bacinella per lavarsi le mani? Ah, No, ecco. facciamo parlare lei, va, che così ha le spalle grosse, se prende un colpo prende lei, Ehm, via. wow, un No, gentleman. così, un gentleman. Sei, come dire, Sì, 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 sì. il protettore. L'angelo Te ne lavi le custode, mani, bene. l'esoterista di peso. No, una dinamica che purtroppo osservo molto frequentemente durante i consulti, ormai anche in anni di consulti, è come molte donne eh, mi narrino problematiche di natura sentimentale, e questo più o meno guardate che ce le abbiamo tutti, le problematiche di natura Anche la sentimentale, Hilde, anche la Hilde. soprattutto quando non abbiamo accanto la vera complementarietà, cioè la nostra vera controparte, quella che è, diciamo, l'unica, l'anima gemella. Poi in altre tipologie di filosofie e di tradizioni magari viene nominata in modo diverso, secondo i cabalisti è l'anima gemella. Dunque nel caso in cui manchi questa controparte, questa persona, le altre sono anime compagne che effettivamente entrano nella nostra vita per determinati scopi o motivazioni, probabilmente ci spingono al di là di alcuni limiti che ci poniamo, oppure ci servono per capire alcune dinamiche che abbiamo noi inconsce e che producono sempre una certa reiterazione di comportamenti. Dunque l'anima compagna in fondo ci permette di raggiungere un determinato grado di perfezionamento nei rapporti. Cosa succede però? Che molte donne si incartano in situazioni che già la razionalità le avrebbe decisamente aiutate a non vivere e sperimentare. Ehm, Al di là di un giudizio, perché non esiste un giudizio, soprattutto laddove si è fatto un percorso di perfezionamento, di correzione. Dunque sono ben consapevole che qualsiasi giudizio che viene espresso ci collega con l'oggetto giudicato, creando in noi l'apertura alla sperimentazione di quella cosa. Cosa voglio dire? Se io o io inteso come soggetto, giudico un qualcosa o comunque esprimo un'opinione di un certo tipo, questo qualcosa, soprattutto se io non ho fatto esperienza di quella cosa, vale a dire se io non ho camminato, come dicevano i Pelle Rossa, con i mocassini di quella Esatto. E persona, non vende scarpe. e non vendo scarpe, con i mocassini di quella persona, e mi permetto di giudicare o di avere un'opinione magari anche negativa nei confronti di una data persona, io creo in me proprio un'apertura. Primo mi collego energeticamente con quella persona, dunque non soltanto io verso quella, ma anche quella persona verso di me, il che cosa permette? Uno scambio, un canale. E in che modalità avviene questo scambio? Proprio per il tramite di ciò che abbiamo giudicato. Dunque noi ci sintonizziamo su quella vibrazione. Sintonizzandoci su quella vibrazione, cosa facciamo? La richiamiamo. Il che significa che quando giudichiamo chi che sia, ci stiamo predisponendo a vivere l'esperienza di quella persona, così che impareremo a vedere se saremo più bravi rispetto a quello che abbiamo giudicato fare quella persona. Dunque, non è, conoscendo benissimo questa dinamica, credetemi, non è mia intenzione giudicare. Però, e adesso arriva il bello, però Cosa la succede però? Filippica finisce la curva del però. Esatto, no, ma è per voi. Se la razionalità vi direbbe attenta, è chiaro che
Cioè, Cioè, in poche parole, non so come dirvelo, se volete ve lo dico io. No, lasciamolo dire lei. Va. allora, dovete capire che la razionalità e il cuore spesso non sono allineati e questo è chiaro. E probabilmente il cuore è guidato da altre motivazioni. Probabilmente l'incontro con una determinata persona è un incontro karmico, probabilmente ci serve, quella persona ha delle frequenze, dei toni che mancano a noi e che noi dobbiamo integrare per il tramite di quella persona, però dobbiamo riuscire a capire che una persona probabilmente è nella nostra vita per fare un piccolo pezzo e questo piccolo pezzo serve a integrare un'essenza, una parte di noi. Non bisogna avere attaccamento. Purtroppo vedo molte donne che ben consapevoli, E qui viene il bello. e qui viene, che ben consapevoli che una cosa è impossibile Off limits. o comunque foriera di tutta una serie di difficoltà che non hanno niente a che vedere con la lezione che dobbiamo apprendere, ma che finiscono con infilarsi in certe situazioni non con i piedi, con tutte le scarpe, dunque proprio, come si dice in Sicilia, con tutto lo scecco. Dunque, Traduci, scusa. sì, vuol dire che uno si butta a capofitto in una cosa col carretto e pure con lo scecco, con l'asino. Dunque è un po' come se in certe situazioni, sebbene noi riceviamo tutti i campanelli d'allarme e dovremmo mantenere un centro, finiamo con non mantenere il centro. Faccio un esempio per essere più chiara, uno come possono essercene moltissimi altri. Allora, ok, finiamo col trovare un uomo che ci scuote, che ci colpisce, ma razionalmente... Sta parlando di me. Ecco, razionalmente ci rendiamo conto che abbiamo tutta una serie di circostanze che rendono la cosa non solo difficile, ma per certi versi impossibile. Ecco, ma come ci viene in mente di tuffarci in quella cosa? Sta parlando di gente magari con 20-30 anni di meno. Stai dicendo cosa Allora, cosa fa? una delle situazioni peggiori che ho visto, Lei ha visto, io non c'entro. no una, tra le situazioni peggiori che ho potuto vedere nelle difficoltà relazionali uomo-donna, le donne messe peggio, veramente messe peggio, e perciò ve lo dico, vi ripeto che non è un giudizio, ma è un tentativo di aiutarvi ad essere razionali in certe circostanze, perché è vero che la mente non deve interferire con i piani dell'anima, però la mente deve aiutarci. Dunque, se ci dà dei campanelli d'allarme, è giusto che li ascoltiamo. Una delle situazioni peggiori sono le donne che potrebbero essere le mamme dei ragazzi o degli uomini di cui si innamorano. Quello veramente è un qualcosa che Travalica. no, è un qualcosa che vi mette non alla prova, moltissimo alla prova, Sì. e la maggior parte di queste donne ne esce totalmente devastata. Sì. Io ve lo dico perché poi è dura recuperare da queste circostanze. È dura perché al di là della difficoltà oggettiva di capirsi, perché noi possiamo sentirci eterne ragazze, sempre anche al di là dei processi di invecchiamento biologico, noi ci riteniamo sempre giovani o comunque in un certo senso non abbiamo, o magari molte donne non hanno avuto quella gioventù, magari si sono sposate presto, magari hanno fatto figli presto, gli è mancato un pezzo di crescita che potevano fare a livello individuale e dunque forse inconsciamente, probabilmente la stessa motivazione per cui anche gli uomini guardano le donne più giovani. Ma adesso a me interessa da un punto di Gli uomini sono vista... dei porcelli, lasciamo Ecco. stare. La voce della verità. Lei è diplomatica, sono dei porcelloni, via. Allora, Non tutti, dunque... io no. no, Ah, lui è al di sopra. Al di sopra. Dunque, mi ha interrotto il filo del discorso, però... Mi stavi raccontando la adesso politica del recupero. fatto che non devono andare con quelli più giovani perché Ma no, sennò ma si- loro possono anche andare, se No, vi non fa tanto vanno, non piacere, ma non vi ci attaccate, perché se già nella normalità Esatto. un nostro coetaneo, e parlo di una persona che ha la nostra età, un uomo della nostra età, è nettamente inferiore Sta a parlando livello della di sua sviluppo. età, non della mia, Ok. perché quelli della mia sono dei geni.
Allora, se già un uomo, prendiamo ognuno di voi, gentil signore e amiche dei nostri canali, e ovviamente anche noi ci affezioniamo, questo sappiatelo, dunque ciascuno di Certo, voi immagini un uomo coetaneo e riuscirete a trovargli mancanze. delle mancanze proprio di immaturità. Allora, adesso levategli anche 10 anni e magari anche 15, forse 20, ne ho sentiti anche di Sì, 20. all'asilo, non dovete trovare l'asilo. Ma cosa ci volete fare con questi uomini? Ma cosa Esatto. volete che facciano? Non è un discorso femminista, no. Ma no, ma io dico se volete costruire, ma quelli non penseranno mica a costruire, non lo fanno con le loro coetanee, figurati con delle pseudomamme. Esatto. Ricordatevi Adesso che se cercate di costruire, prima di tutto dovete avere chiaro nella vostra testa dove volete andare. Questo è un po' il concetto. Poi lasciatevi guidare dall'istinto, dal cuore, però se non avete idea di quali sono ecco, i ascolta, ascolta limiti, che la Laura ci dice proprio quello. Leggi bene cosa dice? Buongiorno, io sono è una di... incapace di uscirne. E Esatto. che vita hai avuto? Non sei lì Oh, che... certo, No, non per giudicare, no, 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 è assolutamente. coraggiosa la Per Laura. me, per me, e sono piena di brividi mentre te lo dico, per me che cerco di aiutarvi, io lo percepisco il baratro psicologico nel quale si finisce e finisce una donna in queste situazioni, perché poi appunto nel tempo mancano le forze di uscire da queste situazioni. Esatto. È questo che vi dico, cominciate già a essere razionali, ci sono delle cose che è meglio stare soli, perché nella solitudine l'unico rimpianto che potete avere è di non condividere qualcosa con qualcuno, ma quando c'è questo qualcuno, Ed è pure un peso morto. esatto, è più dura, perché non c'è solo la dinamica di una persona da correggere, ma anche tutto quello che si è creato, no? Anche a livello occulto, di Soprattutto a ganci livello occulti, di occulto. legami occulti, Esatto. Autosabotaggi. forme di karma. Dunque cercate di capire che questa è una cosa che dovete interrompere all'inizio. O Esatto. ve la spassate, scusate se ve lo dico proprio chiaramente, Fate finta di non aver oppure... sentito. Fate perché se no siete come quello là, che è un bravo youtuber che a un certo punto non è che dico che dà delle alle donne, ma le dice No, datela via e poi no, lei no, non sta dicendo la io stessa vi sto cosa. dicendo, cercate di capire che un incontro viene non per essere necessariamente definitivo, a volte viene per darvi un pezzo di voi stesse, per restituirvi una parte di voi che a voi manca, che voi avete, è dentro di voi nascosta e che quella persona fa entrare in risonanza e fa emergere. Esatto, Punto. un passaggio. Punto, non vi ci fissate. Perché Esatto. poi magari ci fate pure una famiglia, magari poi vi riempio, scusate il gesto elegante, vi fa diventare cervi a primavera. Cocciante? Sì, Cocciante. io rinascerò. Dunque, Sì. cercate di capire che poi, al di là del momento vissuto di pancia, ci sono poi delle conseguenze importanti che magari investono anche altre persone che inevitabilmente vengono coinvolte in queste cose. È vero, c'è un karma, ma il karma si esaurisce e a volte il Esatto, sì. karma è un banco di prova per noi per capire se abbiamo imparato determinate lezioni. Perché, Dunque, scusate, sempre perché poi, attenti, faccio l'avvocato del diavolo, perché lei poi con le sibille le vede queste cose qua, però è difficile poi uscirne. Esatto. È quasi impossibile. Allora poi bisogna fare un sacco di lavori, il Esatto. lavoro dentro di voi per interrompere determinati schemi, correggere le ripetizioni, gli automatismi che si generano, andare a rimuovere i sentimenti negativi di certe situazioni, gli effetti dei sentimenti negativi, gli spiriti associati ai sentimenti negativi. Non avete idea del lavoro immenso che c'è dietro. Dunque io mi rendo conto, ma se non trovate la forza di interrompere certe cose, è difficile, quelle cose diventano un meccanismo che come se vi inglobano, vi macinano, Esatto, è vi questo. macinano. E poi più passa il tempo e più diventate deboli, incapaci appunto Di reagire, di non avete più le reagire. forze. Boh, ci Sì, siamo sempre noi, e poi un'altra 20 cosa. euro a consulto ci Ma siamo sempre. assolutamente, noi stiamo cercando di Certo, mantenere dei prezzi accessibili. esatto. Considerate che c'è la partita IVA, noi non La siamo... sua partita IVA. Sì, è finito. Cioè,
il grillo parlante che ogni È tanto... l'eco, cioè. Però è vero. Dunque, noi chiediamo, quando chiediamo per un consulto, chiediamo 20 euro, sappiate che tra tasse e cose varie, qua circa 8 se ne vanno, non restano a noi e servono per appunto mantenere La struttura. la struttura e la trasparenza della nostra struttura. Dunque, questo è un po'. Altrimenti, se non ci fossero tutte queste tasse, probabilmente chiederemmo anche qualcosa di meno. Però purtroppo. No, io chiederei anche di Di però più, vabbè. va bene, va bene. Comunque, detto questo, stiamo cercando veramente di fare un lavoro Sì. di consapevolezza, di darvi quegli strumenti laddove vi è mancata la forza, aiutarvi a vedere le cose perché quando siete troppo dentro, Perché in fondo l'anima gemella ce l'hanno tutti, no? tutti, è là fuori, vi cerca Esatto, il e problema... soffre magari come voi in qualche altra situazione incancrenita come la La vostra. sfortuna loro che non contattano noi. Eh, Sì, sono sfortunati. vabbè. Ragazzi, fate dei link del nostro video che magari se la vostra anima gemella vi cerca, magari guardando noi vi trovate. Chi lo sa, Che facciamo da ruffiano ponte. questo. Sì, niente meno. Agenzia matrimoniale. Sì. Anime gemelle Però, cerca. esatto, però a parte questo... Beh, di sicuro tramite Pendolino e Sibille ve lo vediamo subito se va bene o no. Esatto, quella esatto, questo è persona. anche importante Questo- perché... adesso lo diciamo scherzando, però Sì. effettivamente è vero perché si vedono certi parametri, Certe dinamiche. si capisce Esatto, subito. ecco se... quello che voglio dirvi io, scusa se entro in Prego, campo. no, figurati. Scusa se entro in campo. Quello che... no, vabbè. Vieni qua, quello che voglio dirvi io è che quando iniziate o adocchiate qualcuno, l'ideale sarebbe chiedere un consulto così che vediamo subito sì. se è un peso massimo oppure è un 2 di picche. Mi ricorderò sempre e faccio sempre questo esempio di tanti anni fa quando una signora si era innamorata di un dottorino che era un picchio, praticamente quello saltava da un letto all'altro, una cavalletta. Io con il pendolino ho visto subito che era un porcellino, no? Allora io ho detto, guarda, non vale la pena a investire tempo e tutto il resto con questo soggetto perché avresti solamente dei problemi. Per fortuna quella signora lì mi ha ascoltato, è passata oltre. Ma quante fanno questo errore di invaghirsi magari di un libero professionista, perché è il borsellino fisarmonica, perché è anche un bel tipo. Ma magari non è neanche quello. Ma è anche si quello, crea anche proprio. quello, fidati, Sì, fidati. lo so, però a volte si crea magari un transfer Una per la dinamica. serie, per la serie che si comincia a sognare che magari quest'uomo ci salverà dalla Sì. situazione negativa nella quale versiamo. E Ma invece è peggio, è non peggio. dovete attribuire questo compito, ruolo a nessuno al di fuori di voi, nessuno Esatto. deve salvarvi, perché chiunque fa questo lavoro per voi oggi, domani è il vostro carnefice. Esatto. Non dovete E assolutamente. questo Fate le cose con le vostre forze, altrimenti passate, come si suol dire, dalla padella alla brace. Sì. E fra, e tu, fra un non- po' tu hai una consulenza. Hai ragione. No, Vabbè, la detto riprendo un po' questo- l'ordine perché sennò cosa qui vi tiene qui 2 ore. Ma Ascolta, no. è la maghetta qui. Sì. Vabbè. Allora, cari amici, il succo è questo: quando voi incontrate qualcuno che ha qualche anno in meno di voi, cioè non diciamo di chiedere una consulenza a noi perché sarebbe di parte, se lo fate bene, però dovete sempre stare attenti perché c'è sempre la doppia faccia della faccenda. Cercate di capire se risponde a un vostro bisogno. A un vostro sogno o a un vostro bisogno, ecco, insomma, quelle Perché cose lì. se risponde a un vostro bisogno, attenzione e pericolo. Non deve essere la risposta di un bisogno. Esatto, sì. Perché Altrimenti molte volte le il donne... bisogno lo dovete sopperire dentro di voi. Oh, questo vale anche per i maschietti, Sapete, una delle maestre che ho avuto nel mio percorso, che non sono io. che non è lui, ma anche perché maestra, Vabbè, che ho quei tempi avuto che girano. quando io parlavo ma io ero fissata che dovevo trovare la mia anima gemella e lo dicevo già a 5 anni. Io sono arrivata quando mi chiedevano cosa farei da grande. Io Per fortuna non mi ha trovato quel tempo. troverò, A 5 anni, troverò la all'asilo. mia anima gemella. Dunque io sapevo già, ero già arrivata con tutto il mio programma. Però negli anni io poi ho seguito un percorso, ho fatto diversi livelli di iniziazione. Una delle mie maestre sapeva che comunque io avevo questo sogno, comunque questo programma interiore col quale ero arrivata in questa incarnazione. E lei mi diceva, quando sei sola, abbracciati. Dattelo tu quell'amore, perché sapeva bene che l'uomo è sbagliato e questo è uno dei primi insegnamenti che ho avuto. Io la guardavo e dicevo, questa è pazza. Fate Capito? fate Non finta, mica la fate finta di non aver visto questo pezzo. non è mica la stessa cosa, pensavo. E invece aveva ragione. Io Aveva oggi ragione. posso dire,
Ti senti sola? Abbracciati. Non ti Abbracciati. senti amata? Amati. Amati. Deve partire da te. E poi fai il numero di De Garda. Poi mi chiami. Va Non bene. il mio, ma il suo. 20 Bene. euro. 20 euro. Vabbè. No, perché, no, anche perché questo, adesso noi scherziamo e la mettiamo sempre su ridere, però lo ripetiamo, in PVT non contattateci se non volete fare delle consulenze da 20 euro, giusto? Perché Abbiamo delle finestre di tempo, esatto, perché è importante questo. che dedichiamo appunto a tutti. Esatto, e delle finestre di tempo che dedichiamo ai nostri clienti, Per però forza. purtroppo ci sono tantissime persone che purtroppo i social hanno addestrato e costruito a mendicare, e già uno che ti mendica non vuole cambiare niente, ma No. vuole solamente perdere tempo. Chi vuole cambiare investe tempo, Perché denaro, cercare l'anima risorse. gemella è la cosa più importante del mondo, cioè al di là di questo, perché molte persone non hanno mai visto quello che io chiamo il paradiso di Brissago, ma quando si ritorna su questa vita, si va nel paradiso di Brissago, capite che è una cosa spaventosa. Io l'ho visto 29 anni, ma c'è gente che ci vive lì tutta la vita, e quando vedete queste cose qui, adesso che voi avete la possibilità di poter investire, fare opere, azioni per il vostro benessere, Per la vostra crescita. esatto, perché come diceva quel bravissimo esoterista, molti di quelli che oggi sono con voi nella prossima vita saranno nei basso astrali, schiavi dei maghi neri, perché esistono. Questo libro qui Spiega alcune dinamiche, capite? anche dinamiche di Occulte. confraternite occulte, è veramente interessante. Capite? Sì. Quindi adesso che avete il tempo anche di seguire questi due vecchietti, no? L'importante è scegliere la strada giusta, perché i social hanno un po', tra virgolette, rimbambito le persone, e riprendo sempre, non chiamateci per delle domande cognitive se non sono nelle nostre finestre. Io non ho tempo di ascoltare sogni, ho sognato questo, ho sognato quest'altro. Hai tempo per me? Se hai 20 euro vuol dire che vuoi già incominciare a fare qualcosa. Se non hai 20 euro vai nei social dove ti promettono le astronavi colorate, gli angeli colorati, vogliamoci tutti bene, e lì magari trovate quello di 20 anni meno di voi, che poi è tutte le dinamiche ci che sono. poi, Capite? va bene. No, questo sono un po' duretto, perché effettivamente molte persone non hanno ancora capito che esiste il basso astrale. Sì. Bene, allora No, ho finito questa filippica, perché lei ha la pillola dolcita che sembrava quasi diabetica, eh. Cioè, questo no, per la vabbè, diabete, eh. io sono convinta che chi ha orecchie per intendere, intende. Sì. Però va bene, noi vi salutiamo e vi ricordiamo stasera, no, domani sera, perché Domani oggi è sera, ormai domenica. questa è abituata, ogni vuole fare una live ogni 30 secondi. Allora, domani abbiamo il gruppo su Telegram, i Magi Cerceri Bertoldini, tra le 20:30 e le 21:30. Subito dopo segue la diretta sul mio canale YouTube, dove sarà presente anche il Marietto Veneziano. Grazie di essere stata nella mia pagina Va Facebook. bene. Grazie. Ringraziamo voi e vi auguriamo una buonissima domenica. Grazie, ciao. Ciao. Amici, ciao, ciao.